fuorigioco inesistente Verona di Dzeko. in vantaggio, scusami. Vai. Verona in vantaggio al 22esimo, gol di Pazzini. Verona 1, Salernitana 0. A te. Splendido gol con un colpo di testa in anticipo di Pazzini su un altrettanto bello traversone di Pisano dalla destra, anche se qualche difficoltà, qualche inesperienza l'ha denunciata la difesa campana. Quindi il risultato al 29esimo è Verona 1, Salernitana 0. Qui siamo alla mezz'ora di gioco, Verona 1, Salernitana 0. Salernitana che però, bisogna dirlo, aveva iniziato meglio questo primo tempo, e a dire la verità fino al gol del Verona aveva davvero messo sotto la capolista. Verona che per due occasioni aveva rischiato di prendere il gol, la prima con una doppia conclusione, la prima ribattuta con il viso da Pisano, e poi la palla è finita sui piedi di Rosina, che ha provato la botta al volo, era finita di poco sul fondo. Poi un dribbling in area di Busellato, traversone rasoterra a 1 metro dalla linea di porta, con Coda che non ci è arrivato per davvero una questione di centimetri. Alla prima ripartenza, alla prima occasione, il Verona ha messo il pallone in rete con Pazzini, sempre più capocannoniere di questo torneo, già 17 reti per il bomber veronese, molto bravo ad inserirsi tra i due difensori centrali, che però in questa occasione si sono aperti, lasciando davvero campo libero a un attaccante come Pazzini, e questo è un errore davvero gravissimo, perché Pazzini non ha bisogno di questi regali per essere produttivo in attacco. Rosina, siamo al limite dell'area del Verona, pallone largo però sbagliato questo passaggio di Rosina, e tenta di approfittarne Romulo, che va via in verticale, il pallone al limite per Pazzini, che prova la botta, ancora pallone fuori, ci riprova Bessa con il sinistro, e questa volta il Verona va vicinissimo al 2-0. Il pallone ha sfiorato il palo con Gomis, che non sembrava in grado di intervenire. 37 minuti di gioco, Verona 2, Salernitana 0. Salernitana che dimostra di credere nel pareggio, sta premendo e chiudendo gli avversari negli ultimi 25 metri. Adesso c'è Busellato, ottima la partita dell'ex giocatore del Cittadella, che tenta di dare in profondità, recupera il pallone Ronaldo, doppio passo, arriva sul limite, il tiro, grandissima conclusione che colpisce il palo con Nicolas, che non dava proprio l'impressione di poterci arrivare, e Salernitana vicinissima al pareggio con questa gran botta rasoterra da fuori area di Ronaldo, che ha colpito la base del palo. 3 minuti e 50, 6 minuti e 10 in questo secondo tempo, Verona 1, Salernitana 0, ma Salernitana che ancora una volta è andata vicino al pareggio su azione d'angolo. La palla è rimasta al limite dell'area, è arrivato in corsa Rosina dalla linea dell'area di rigore, posizione molto centrale, ha tirato una gran botta che è stata ribattuta con il corpo da un difensore del Verona che appare un po' in difficoltà. La squadra ospite con Busellato, palla proprio a Coda che tenta il dribbling nell'area, Caracciolo però non gli lascia spazio, ma ancora Della Rocca, pallone davvero facile per il pareggio della Salernitana. Della Rocca solo all'altezza del dischetto del rigore, colpisce troppo sotto, e grazia, è proprio il caso di dire grazia il portiere Nicolas e il Verona, perché questa era un'occasione molto facile per il centrocampista della Salernitana. 12 minuti giocati, Verona 1, Salernitana 0. Adesso è Bessa che apre largo su Romulo sulla destra. Romulo vede l'inserimento di Suculini avrebbe spazio per Lupi solo in area, il tiro, il pallone in rete. 2-0 del Verona che stava soffrendo, ma qui ancora una volta ingenua la difesa della Salernitana. 15° minuto, Verona 2, Salernitana 0. È stato davvero ottimo l'assist di Zuculini, che ha messo il pallone tra i piedi di Lupi dentro l'area di rigore. Lupi ha avuto il tempo di controllare, di prendere la mira, e poi con il piatto del piede destro ha trovato l'angolo più lontano. Impossibile per Gomis arrivare su quel pallone. 2-0, cioè João Silva mette un pallone morbido verso il centro dell'area, non ci arriva Donnarumma, il pallone con i
pugni respinto dal portiere Nicolas, poi arriva di testa ancora João Silva e la sfera finisce di pochissimo sul fondo, ma ancora una volta una grande opportunità per la Salernitana che sta sprecando davvero molto, davvero troppo per cercare di portare via punti dal Bentegodi. Ha sprecato davvero molte occasioni, la più nitida quella sui piedi di Della Rocca attorno al 15° del primo tempo, sul risultato ancora di 1-0 per il Verona. Era solo quasi al dischetto del rigore, il pallone gli è rimbalzato bene davanti, ha colpito troppo sotto e ha sparato alto sulla traversa. 23 minuti e mezzo, Verona 2, Salernitana 0, va via Romulo tenta di dare il pallone in profondità per Bessa salta un avversario, Romulo si inserisce, palla che gli rimane tra i piedi e poi il passaggio per Pazzini ritardato di qualche istante, ma la mia sensazione è che non gli ha dato la palla perché Pazzini era in posizione irregolare e quindi ha tentato di tenerne il possesso e di aspettare che il compagno tornasse in gioco, e poi però è stato chiuso dagli avversari. Verona comunque vicinissimo alla terza rete. Fossati che tenta di andare via in percussione, c'è Zaccagni, palla larga sulla destra, sulla sinistra per Juanito Gomez che sbaglia l'ultimo controllo, si allunga il pallone, non riesce a concludere, e anche in questo caso il Verona si è davvero divorato l'occasione per il 3-0. Mamma mia che tiro da fuori area, ancora una volta una occasione davvero molto bravo. Non ho visto il giocatore che ha tirato questa, che ha messo verso la porta di Nicolas questo tiro, ma davvero è stato molto bravo il portiere ad andare a togliere il pallone dall'incrocio dei pali e a metterlo in calcio d'angolo. La Salernitana è andata vicina al gol che poteva riaprire la partita. Il gran tiro di prima era di Perico, che ha impegnato, è stato davvero molto bravo Nicolas andare a togliere il pallone da sotto l'incrocio dei pali. Ancora Pazzini, gran tiro ribattuto da portiere Gomis che blocca in due tempi. Ancora una grande occasione per il Verona per portarsi sul 3-0, girata improvvisa centro area di Pazzini. Bravo Gomis in due tempi a bloccare il pallone. È appena finita qui al Bentegodi. Verona batte Salernitana 2-0, partita bella, molto interessante. Il Verona si porta a più 3 in classifica sull'immediata inseguitrice che è il Frosinone.